Buonasera amici sportivi, benvenuti alla 17ª puntata di A Tutto Campo, settimana importante per lo sport agrigentino, la vittoria dell'Acragas ieri per 3-1 contro la capolista Salemi è stata di vitale importanza per la classifica dei biancazzurri allenati da Giovanni Falsone, ma altri bei risultati sono arrivati dal volley con la vittoria della SEAP Aragona, purtroppo è arrivata anche la sconfitta della Fortitudo dopo 2 vittorie consecutive, ma ne parleremo nel corso di questa puntata con gli ospiti che vi presento subito. Giuseppe Cuffaro della Fortitudo Moncada Rinnovabili. Buonasera, buonasera. Benvenuto Giuseppe. Ambra Composto della SEAP Aragona. Io non ricordo mai i ruoli, tu sei centrale ecco, della SEAP Aragona. Bentornata perché tu eri venuta qua già anni fa ospite. Un po' di anni fa. Quando eri con l'Aragona, con l'Agrigento. Prima di parlare di basket e di pallavolo c'è stato un compleanno molto importante in settimana ad Agrigento, per cui vediamo il video perché è dedicato proprio alla festeggiata. Eccoci tornati in studio, buon compleanno Acragas, 67 primavere per la squadra bianco-azzurra. Ieri ha festeggiato la squadra di Giovanni Falsone con una brillante vittoria casalinga contro il Salemi. C'è il servizio di Lello Casesa e poi torniamo in studio. Una bellissima vittoria per l'Acragas allo Stadio Esseneto contro il Salemi, prima in classifica e squadra molto temuta e determinata. I ragazzi guidati dal mister Falsone hanno regalato al discreto pubblico agrigentino una bellissima gara, festeggiando il 66° compleanno di fondazione, datato 1952.
Una gara interessante che ha visto i ragazzi concentrati a vincere, giocando fino alla fine una partita iniziata male, con un rigore assegnato al Salemi. L'Olimpica Akragas ha alzato la testa e già al primo tempo ha chiuso la partita. Primo al 30° e poi al 40°, Sant'Angelo si è imposto ed è riuscito a ribaltare il risultato iniziale. Cimino alla ripresa sigla la definitiva vittoria della partita, 3-1 per i biancazzurri. Pubblico numeroso presente allo stadio ad incoraggiare la squadra del cuore e soprattutto i giovani ragazzi che hanno dato l'anima per regalare alla città una bellissima vittoria. Io l'ho sempre detto, per noi l'arma vincente deve essere il pubblico, il grande pubblico che si deve avvicinare a questa squadra, perché noi sia la società sia prima e anche quella subentrante a dicembre stanno facendo dei miracoli per riuscire a finire il campionato a testa alta, che sicuramente lo faremo. Noi come staff tecnico e anche i ragazzi stiamo facendo il nostro dovere, poi alla fine tireremo le somme. La squadra è stata scritta in promozione e si sapeva che difficilmente che questa squadra si poteva iscrivere, però qualcuno l'ha voluto fortemente e poi alla fine ci sono stati questi risultati. Ora noi, quello che dico io è sempre questo, quando io prendevo i giocatori gli dicevo sempre: raga, venite da Agrigento perché Agrigento c'è un grande pubblico e sicuramente faremo bene e c'è molta visibilità. Onestamente all'inizio il pubblico è mancato, ora invece, ringraziando anche i nostri ultra che ci vengono sia dentro che fuori, oggi ho visto perché a me non interessa che vengano tantissima gente al campo, se vengono meglio, però quelli che sono venuti oggi al campo hanno incitato la squadra e questo è importante sia dalla parte della tribuna e sia dalla parte della curva. Per noi la cosa importante è questo, che chi viene, anche poco, l'importante è che capiscono le difficoltà che noi stiamo avendo e abbiamo avuto all'inizio. Devono capire che per noi daremo l'anima, daremo la vita per questa maglia, fin quando siamo qua noi faremo il tutto possibile per regalare i tifosi alla città e portare in alto questo nome. Eccoci tornati in studio, brillante vittoria per l'Akragas contro la capolista Salemi, l'Akragas che agguanta subito la zona playoff. Ne parliamo con il vicepresidente dell'Akragas Enzo Nocera che è in collegamento. Buonasera Enzo. Buonasera a voi e agli ospiti di studio. Sì, abbiamo Giuseppe Cuffaro della Fortitudo e Ambra Composto della SEAP Aragona. Allora Enzo, raccontami un po' questo brillante successo di ieri. L'Akragas si è proiettata in zona playoff e ovviamente non vorrà fermarsi neanche per le prossime partite a venire. Beh, allora, la vittoria di ieri sicuramente ha galvanizzato non solo la squadra per il risultato conseguito, ma anche e soprattutto quei 500 spettatori che si sono entusiasmati grazie appunto al successo dell'Olimpica, un successo che vale 3 punti importanti per la classifica, 3 punti che proiettano la squadra di Falsone sicuramente verso posizioni consone al blasone dei colori biancazzurri. 3 gol al termine di una partita ben giocata sotto l'aspetto tattico, nonostante uno svantaggio iniziale maturato per un dubbio calcio di rigore. Fortunatamente la squadra non si è disunita, ha trovato il pareggio, la rete del vantaggio nei primi 45 minuti, poi in pieno recupero è riuscita a mettere appunto il sigillo grazie ad una pregevole azione di contropiede. Dunque 3 punti davvero importanti che adesso ci fanno ben sperare per le restanti 10 partite di campionato. Per quanto riguarda domenica prossima, Enzo, l'Akragas affronterà, se non erro, il Partinico fuori casa. Sì, una partita molto delicata perché dopo 2 successi di fila, quello di Vallelunga di domenica e quello contro la capolista Salemi di ieri, c'è questo incontro contro il Partinico dell'ex Bellomo, una squadra che non ha ambizioni, però è ancora in un certo senso intrappolata verso le zone basse della classifica, sicuramente vorrà fare punti contro l'Olimpica Akragas. A margine della vittoria di ieri vorrei ricordare che la squadra, diciamo, ha festeggiato nel migliore dei modi
il 67esimo compleanno, ricordo che proprio il 2 di febbraio si è costituita l'Acragas e dunque è nato il calcio biancazzurro. Anche se la denominazione attuale è Olimpica Acragas, voglio sottolineare questo anniversario perché appunto i colori sociali dell'attuale società sono biancazzurri e sono sicuramente legati all'Acragas. Poi voglio anche sottolineare l'attaccamento a questi colori dei tanti giovani che stanno brillantemente disputando il campionato con la maglia biancazzurra, e a fine gara devo sottolineare il pianto liberatorio di Mussà che nonostante il successo, nonostante la vittoria, si è preoccupato per il rigore procurato alla squadra, e quindi poi è stato consolato, diciamo, negli spogliatoi da tutti noi dirigenti, perché non sapeva darsi pace per appunto per lui un'ingiustizia, ovviamente, per un rigore che francamente neanche i giocatori del Salemi hanno reclamato. Questa è una dimostrazione di attaccamento ai colori da parte del centrale di difesa dell'Acragas, il ragazzo di colore Musa, e dunque non possiamo fare altro che ringraziare ovviamente il nostro difensore. Enzo, io ti ringrazio per il tuo intervento. Volevi dire qualcos'altro riguardo l'iniziativa Sosteniamo l'Acragas? Sì, l'iniziativa è sempre attuale. Noi quest'anno abbiamo sperimentato questa forma di coinvolgimento degli sportivi al progetto di rilancio del calcio agregantino attraverso il contributo mensile di 5 euro. Molti sportivi sostengono questa iniziativa, mancano 3 mesi alla conclusione per centrare un obiettivo, e quindi invito e approfitto della vostra trasmissione per lanciare l'ennesimo appello alla tifoseria biancazzurra che sta rispondendo a questa iniziativa, e la invito a continuare a partecipare, a condividere quello che è il progetto di rilancio del calcio biancazzurro attraverso un minimo sostegno mensile di 5 euro al mese, che può effettuarsi attraverso un bonifico bancario oppure attraverso la Posta Pay. Ovviamente noi come dirigenti siamo grati di questa condivisione, e ovviamente speriamo che gli sportivi possano appunto condividere il progetto e darci una mano in questo momento. Definiamolo anche di difficoltà, perché noi siamo praticamente alla guida della società soltanto da qualche mese, e di conseguenza stiamo cercando di gettare le basi per dare maggiore sicurezza economico-finanziaria a questa associazione che appunto dal mese di settembre ha riportato il calcio ad Agrigento, anche se nei dilettanti, dopo un periodo di professionismo. Ma voglio ricordare che nell'ultimo anno di professionismo ovviamente Agrigento non ha vissuto di calcio, perché ha giocato tutte le partite interne a Siracusa. E quindi aver riportato il calcio allo stadio Seneto, ieri abbiamo visto quasi 500 spettatori entusiasmarsi alle reti, alle giocate della squadra di Falsone, per noi è stato un bel momento di condivisione. Ovviamente forza Acragas, sicuramente molti tifosi giungeranno a Partinico, arriveranno a Partinico per seguire la squadra in trasferta. Sono le ultime 10 partite, per cui saranno decisive ai fini del posizionamento nella griglia dei playoff. Io ti ringrazio, Enzo, per il tuo intervento, e ovviamente l'invito a venire direttamente qui negli studi TV è sempre aperto, per cui ti aspettiamo quando vuoi. Grazie per l'invito. A me dispiace appunto raggiungervi telefonicamente, ma per impegni dei giocatori di lunedì di solito molti frequentano le università, molti ritornano nelle sedi, non è possibile appunto un intervento in studio, però faremo in modo di presenziare magari nelle prossime puntate lì in studio e avere ovviamente uno spazio maggiore rispetto appunto all'intervento telefonico. Ringrazio voi, ringrazio ovviamente gli ospiti in studio e tutti gli spettatori che seguono la trasmissione. Grazie Enzo, buona serata. Grazie anche a voi. E allora, dal calcio passiamo subito alla pallavolo, perché si sta giocando Palermo-Foggia, per cui rimaniamo in attesa perché c'è questo posticipo in corso.
Passiamo ad Ambra, sabato vittoria importantissima contro la Nemesi Stabia, l'ottimo score di Lene Cammisa, ma anche la tua prestazione è stata molto notevole. Grazie. Cosa puoi dirmi? Beh, è stata una partita alla fine forse un po' più facile di come ce l'aspettavamo. Di sicuro i primi 2 set sono stati comunque più combattuti, nel terzo siamo riusciti ad imporre di più il nostro gioco e a giocare un pochino più sciolte e tranquille. Sì, Leni ha fatto una gran partita, è vero, pochissimi errori, è andata quasi sempre a punto, molto lucida, comunque poi di squadra siamo riuscite a sviluppare un bel gioco. Ben 18 punti per Elena Cammisa, Sì. qua nello score. C'è un servizio che stravolgiamo la scaletta, c'è un servizio di Lello Casesa proprio che ha seguito la partita sabato scorso contro la Link University Nemesi di Castellammare di Stabia, terminata appunto con il punteggio 3-0 per le ragazze di Paolo Collavini. Vediamo il servizio, poi rientriamo in studio. Ancora una vittoria per la SEA Paragona che ha battuto la Nemesi Stabia 3-0 nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B2. Le biancazzurre hanno centrato la 10ª vittoria consecutiva contro un avversario ben organizzato che soprattutto nel primo set ha giocato una buona pallavolo e ha fatto soffrire la squadra agrigentina. Questi parziali 25-22, 25-20, 25-13. Coach Paolo Collavini ha dovuto inizialmente rinunciare alla centrale italo-brasiliana Camilla Macedo, reduce da una brutta influenza. Al suo posto ha giocato il capitano Francesca Cusumano. In campo fin dalla prima battuta Martina Baruffi e Valentina Biccheri. La migliore in campo è stata ancora una volta la schiacciatrice Ilenia Cammisa, determinata e decisiva nei momenti più importanti dei primi 2 set. Poi la SEA Paragona alza l'asticella della concentrazione e stacca di almeno 10 punti l'avversario, con schemi e battute che mettono in difficoltà la squadra. Una bella cornice di pubblico presente sugli spalti del Pala Nicosia di Agrigento in considerazione dell'orario anticipato della partita. Sono adesso 35 punti in classifica per la squadra del presidente Nino Di Giacomo, vice capolista del girone, che sabato prossimo sarà di scena in Calabria nella difficile trasferta con il Volley Pizzo Calabro. In effetti ha detto la cosa giusta. A Pizzo Calabro, Ambra, come vedi la partita con la Mediolanum, che sarà praticamente la partita prima di quella forse più importante 7 giorni dopo contro Santa Teresa di Riva. Allora, beh, sicuramente a Pizzo secondo me noi non avremo vita facile perché è una squadra molto combattiva, difendono tanto e hanno anche da poco preso una centrale, si sono rinforzati prendendo una centrale forte, che Alessandra Labate ha fatto anche la 1 e adesso diciamo è grandicella Ale, però il suo lo fa, gli ha dato una gran mano. Oddio, 30, no di più. Sarà la coetanea di Maria Valente più grande, più grande di Maria, sì. Però è sempre un avversario temibile per la categoria. Assolutamente, sì. Gli ha dato una gran mano a Mura, ha sistemato un po' le cose e poi già loro comunque all'andata ci hanno fatto vedere che combatteranno, sì, non è stata facile assolutamente, per giunta sono in casa loro, quindi sarà tosta. E poi sì, la settimana dopo incontreremo Santa Teresa. Ti interrompo, ne parliamo dopo perché prima vediamo le interviste del post gara con Nemesi Stabia, poi Santa Teresa di Riva. In effetti ha detto la cosa giusta, cioè se nei primi 2 set siamo stati in partita, abbiamo affrontato abbastanza bene chiaramente una Raguna che, voglio dire, ha preso soltanto una partita e questo la dice lunga sulla qualità dell'organico della Raguna. Però chiaramente noi dal nostro canto volevamo stare, ecco, appunto in gioco e in partita fino alla fine. Questo avevo detto alle ragazze, anche per la qualità del nostro gioco e per cercare di capire anche il futuro del nostro campionato, di sondarci su un campo così difficile. In verità per l'appunto sono contento per i primi 2 set. Terzo set invece abbiamo ceduto di schianto e questo, diciamo, è il punto sul quale lavorare in settimana.
Già vedendo la prima partita che facemmo in casa nostra, che comunque fu una partita bella combattuta, bella da vedere, ci aspettavamo comunque che anche questa fosse comunque combattuta fino alla fine. Ovviamente loro sono secondi in classifica con tantissimi punti sopra di noi dovevamo semplicemente venire qua e cercare di giocare nella maniera più spensierata possibile, perché ovviamente se il livello era uguale, lo stesso, i punti di differenza non erano così tanti. No, beh, intanto io sto conoscendo la squadra, no? Ancora non so esattamente tutto quello che possono fare e dare ognuna di loro, e quindi cerco di sfruttare tutte le occasioni che ho a disposizione. La settimana è stata abbastanza dura, complicata per vari motivi, e il sestetto iniziale era il sestetto, diciamo, più motivato, e quello che avevo sentito un pochino più vicino durante la settimana. Poi ho cambiato per, non lo so, perché c'era un po' troppa fatica, stavo faticando io da fuori, stavamo faticando un po' noi da dentro, e quindi avevo bisogno di dare campo comunque a Camilla Macedo, perché ha avuto una settimana difficile, la volevo comunque far muovere, è andata meglio. Capita anche a me ogni tanto di giocare in belle partite, però sempre perché veramente insieme a Paolo stiamo costruendo un bel sistema di gioco unito e compatto, partendo dai piccoli fondamentali che uniscono proprio a partire dall'umore la squadra, quindi nelle coperture, nella difesa, sono tutte cose che fanno umore e ci stanno portando a unirci giocatrice per giocatrice, a fare tutto quello che è giusto fare per vincere. Attacco, difesa, Ambra, Paolo Collavini ha un po' probabilmente trasformato la squadra? Beh, ci ha dato, diciamo, degli input importanti, nel senso che comunque nonostante fossimo già seconde, avessimo vinto tutte le partite tranne che col Santa Teresa prima che arrivasse lui, c'erano alcune cose che non funzionavano bene e non andavano. Lui ci rimprovera, ci dice che siamo una squadra osservatrice, che guardiamo tanto, nel senso che anziché magari fare quel passo in più, quel tentativo in più per coprire, per difendere, noi ci guardiamo l'azione, che è sbagliato. E ci sta dando proprio modo di allenare, di stare più attenti a queste cose che effettivamente, come diceva Ilenia, sono particolari che però fanno tanto la differenza poi nel gioco. Tu, diciamo, sei una giocatrice conosciuta nell'ambiente pallavolistico, sei stata anche a Santa Teresa de Riva, sei una giocatrice di categoria superiore rispetto alla B2 perché sei forte anche in B1, mi dicevano alcune tue colleghe, per cui fai la differenza quest'anno con la SEAP Aragona. Cosa puoi dirmi di Santa Teresa, dato che sei stata una giocatrice di quella squadra? Allora, Santa Teresa, innanzitutto, loro hanno il settimo uomo in campo che è il tifo. Gli Eagles sono fantastici, seguono la squadra in tutte le trasferte, pure quelle più lontane, è bellissimo. Anche ad Agrigento sarà previsto l'arrivo Sì, verranno in tantissimi, io penso che almeno un centinaio di persone ci saranno sicuramente. 2 pullman? Sì, sicuro. Ma loro sono arrivati in 50 rotti già su quando sono andati a Battipaglia. Penso che per 2 ore e mezza di strada ne verranno 100 sicuri, secondo me pure di più. Però è bello giocare così, perché quando poi hai un tifo molto pulito, non mai insulti, mai cose, perciò loro semplicemente fanno cori e incitano la loro squadra e soprattutto, cosa importantissima, hanno grande rispetto anche degli avversari. Io li ho visti in partite in cui noi magari quando giocavo lì abbiamo perso, hanno applaudito anche gli avversari se si sono comportati bene, quindi fantastici. Chissà se applaudiranno qui ad un'eventuale vittoria della SEAP. Beh, se ci sarà sicuramente sì, perché sono in questo molto corretti. E che mi dici di questa partita invece? In prospettiva? Sarà tostissima, perché sicuramente sarà tostissima.
E noi ci dobbiamo riscattare la sconfitta dell'andata. Sicuramente abbiamo in più la panchina che si è allungata, perché all'andata avevamo Jacqueline infortunata e Camilla che purtroppo non era neanche a referto perché ancora non era stata tesserata, e quindi in momento di difficoltà non avevamo cambi né niente. Adesso siamo al completo e speriamo di arrivare al massimo per questa partita e cercare di agguantarle, anche se saremo comunque pur vincendo un punto sotto. Però sabato prossimo chissà, tutto può accadere. No, tutto può accadere, noi dobbiamo fare il nostro, diciamo, le dobbiamo vincere tutte da qua alla fine e poi aspettare in uno scivolone loro. Certo, il risultato e classifica della Serie B2 di volley con... Si paragona Link Campus Stabia 3-0, Nola Giarre 0-3, Santa Teresa Battipaglia 3-0, Pedara Hard Palermo 3-0, Volley Region Castelvetrano 3-1, Terrasini Catania 0-3 per una classifica che vede Santa Teresa de Riva in vetta, come dicevamo, a 39 punti, Si Paragona che segue a 35. La squadra che noi andremo ad affrontare, voi Ambra, è la Mediolanum Reggio Calabria che ha 20 punti, praticamente 2 punti in più della Nemesi Stabia battuta agevolmente in casa. Però sarà comunque un osso duro. Poi 7 giorni dopo al Palanicosia, incontro da non perdere assolutamente, Se a Paragona Santa Teresa di Riva. Si aspetta il grande pubblico anche da parte di Aragona e Agrigento. Ah sì, lo spero vivamente, stiamo cercando di reclutare più gente possibile per fare tifo e per tenere testa al tifo loro. Da Palermo arriverà qualcuno per te a seguirti? Mamma e papà. Dunque, mamma e papà verranno sicuramente, anche perché già chiederanno pure quelli di Santa Teresa per vederli, che non si vedono da un poco. Benissimo. Passiamo subito al basket, perché abbiamo qui un illustre rappresentante della Fortitudo, Giuseppe Cuffario. Dimentico sempre il tuo ruolo. Tu sei il play della Fortitudo. Giovedì nell'anticipo settimanale c'è stata la vittoria della Rinnovabili contro Legnano, 71-74, dunque di 3 punti. Com'è stata la gara vinta a Legnano? È stata una partita piuttosto del previsto, anche se loro avevano cambiato uno degli americani, il lungo, diciamo che si sono rinforzati, e in casa poi erano più tosti rispetto al girone di andata quando abbiamo giocato qua in casa. Alla fine siamo riusciti a portarla a casa, vincendo non allo scadere, ma loro hanno avuto la possibilità di pareggiare alla fine, ma con un tiro è andata bene. Sì, di Raffa che meno male non è andato a segno, meno male. Però domenica abbiamo perso ieri. Abbiamo perso sì, con Bergamo, è stata una partita, una battaglia, ecco. A noi ci hanno penalizzato tanto gli 8 tiri liberi sbagliati e le numerose palle perse. Poi alla fine ci siamo giocati fino a 4 minuti dalla fine, eravamo a -4, quindi siamo stati sempre lì. Una partita che si poteva vincere. Vediamo, dovrebbe esserci un servizio un'intervista riguardante le post partita ai 2 allenatori, perché l'allenatore avversario ha avuto parole di elogio non solo per la Fortitudo ma anche per la struttura di basket che è stata creata dal presidente Moncada ad Agrigento. Vediamo. Prima di tutto noi ci tenevamo per un fatto con noi stessi, con una sfida con noi stessi, a riscattare la brutta partita che avevamo fatto 3 giorni fa con Treviglio in casa. Prima di tutto per la società, così ci dimentichiamo subito l'ultima partita persa con una vittoria di grande prestigio qui. Agrigento è una signora squadra che gioca molto bene e quindi la nostra vittoria oggi secondo me vale doppio. È evidente che non è facile per nessuna squadra giocare 4 partite nel giro sostanzialmente di 2 settimane e giocarle tutte al 100% e vincerle tutte. Credo che guardando anche i risultati delle altre, oggettivamente questo ciclo di partite abbia fatto registrare per tutte le nostre avversarie la battuta a vuoto, il passaggio a vuoto o la partita meno brillante. Oggi sicuramente è stata una partita assolutamente poco brillante. Ci sono innegabili meriti di Bergamo, che ha giocato una grande gara, che si è fatta forte così un po' di quello che era stato l'esito della partita dell'andata e soprattutto quelle che erano state le contromosse tattiche che avevamo preparato all'andata e che oggi sicuramente loro hanno attaccato molto meglio. Abbiamo provato delle alternative, ma è evidente che
loro sono stati oggi più attenti, più bravi e più precisi di noi, perché poi noi abbiamo anche fatto delle cose discrete che non hanno portato a niente per un'inerzia, un tiro sbagliato, una palla toccata che poi loro prendono, insomma. Al di là di questo non siamo stati brillanti, al di là della giustificazione che può venire in qualche caso dagli episodi. Non abbiamo difeso, sostanzialmente questo era perché alla fine 83 punti li abbiamo segnati pur in una prestazione offensiva non positiva, però ne abbiamo subiti 92 in casa e soprattutto 92 il giorno in cui Roderick si ferma a 8 o siamo stati capaci di fermarlo a 8. È chiaro che Taylor oggi ha fatto la differenza, ma è chiaro che secondo me la loro grande percentuale, il 48% da 3 punti ogni volta che noi aiutavamo, che cambiavamo, spesso abbiamo subito una bomba e questo ovviamente è nelle loro capacità e nelle loro corde, ma insomma oggi ci ha particolarmente punito. Unica nota positiva è sicuramente quella che abbiamo salvato a differenza canestri, che un domani in un arrivo è tale per cui ci mantiene il vantaggio dello scontro diretto contro Bergamo. Ecco, questo può essere un momento, un aspetto che domani potrebbe avere. Eccoci tornati in studio. Giuseppe, hai sentito le parole di mister Ciani, un po' arrabbiato per gli errori che tu avevi appunto messo in evidenza. Domenica prossima sfida contro l'ultima in classifica, il fanalino di coda Cassino, che però mi dicevi si è rinforzato. Sì, ha cambiato anche loro, hanno cambiato un americano, hanno preso Mike Cole, che è un nome abbastanza noto nel campionato, ha anche giocato in Eurolega a Milano ed è abbastanza forte. Da quando è arrivato lui hanno vinto soltanto una partita contro la Virtus Roma, che è prima la capolista. Che è la capolista. Quindi è un gambo tosto, cioè lì, andare a giocare lì è difficile. Ad esempio ieri hanno perso di 2 a Siena loro, quindi non è una squadra che molla, va? Non regala niente a nessuno. Ecco. Dunque che tipo di gioco secondo te preparerà mister Ciani in vista di questa partita? Ma sicuramente su quest'ultimo che abbiamo parlato, sull'americano che hanno preso, prepareremo qualcosa. Sorvegliato speciale sarà l'americano. Diciamo che sarà anche lui, ma anche l'altro americano che hanno non è male. Poi è una squadra dei giovani che corre, quindi ci prepareremo a questo. Condizioni degli infortunati? C'è Zilli che lo stanno valutando e poi gli altri stanno tutti bene, a parte me. Zilli non ce la farà per non si sa ancora, non si sa. Tu? Io nemmeno, vediamo, domani vediamo, facciamo qualche test e vediamo. Allora andiamo avanti, torniamo a parlare di calcio, Serie B velocemente con risultati e classifica, poi accenneremo ad un fatto che è accaduto a Lecce proprio ieri nel corso della partita della squadra pugliese. Vediamo risultati e classifica intanto del torneo di Serie B. Lecce Ascoli appunto è stata sospesa, Carpi Verona 1-1, Padova Salernitana 0-0, Cosenza Cittadella 2-0, Spezia Cremonese 2-0, Crotone Livorno 1-1, Benevento Venezia 3-0, addirittura 5-1 del Brescia a Pescara ed in corso Palermo Foggia per una classifica che vede Brescia scavalcare il Palermo a 39 punti, ma diciamo appunto il Palermo sta giocando la partita contro il Foggia, poi Pescara e Lecce 34, Benevento 33, Verona 32, Spezia 31, via via tutte le altre, compreso il Padova che chiude la classifica con 16 punti. Riguardo la situazione societaria del Palermo, forzapalermo.it riporta che è atteso un versamento di 3 milioni di euro annunciato da John Trisi del Consiglio di amministrazione svolto lo scorso mercoledì e previsto per la fine di questa settimana. Il bonifico dovrebbe arrivare da Alissa, la stessa holding che Maurizio Zamparini ha venduto agli inglesi nell'operazione Palermo, che ha riportato Mepal nella disponibilità del club. Allo stato attuale nelle casse del Palermo non ci sono state entrate, le prime dovrebbero giungere entro la fine della settimana. Se il programma dell'amministratore delegato facile prospettato ai consiglieri prevede una disponibilità immediata di 5,4 milioni di euro entro il 16 febbraio, praticamente vanno a mancare ancora 2,4 milioni di euro per chiudere il cerchio dei debiti entro giorno 16. Se arriveranno sarà un primo passo positivo, nonché fondamentale per la società di Viale del Fanto. Ovviamente auguriamo alla società Rosanero di risanare
il gap economico che è in corso. È successo durante Lecce-Ascoli un fatto particolare, per fortuna non grave, perché proprio oggi il giocatore è uscito dall'ospedale, attimi drammatici proprio all'inizio dell'incontro. Vediamo le immagini, poi rientriamo in studio. Tagliato nel match contro la Salernitana, fischietto tra le labbra per Baroni. Comincia la 22esima giornata, Lecce-Ascoli. Subito un contrasto aereo con giocatore a terra e immediati soccorsi. È caduto malissimo Scavone. Attenzione, richiamato immediatamente Medici. E poi non ha minimamente il controllo del corpo. È un contrasto aereo. Credo che abbia ricevuto un colpo alla tempia e poi il successivo sul campo. Ecco qui, il primo contrasto aereo, ed è questo quello che fa malissimo. Adesso ci sono giocatori del Lecce che stanno andando ad aprire la strada all'ambulanza. Non è inquadrato questo evento, eccolo qua. Sono 3 giocatori, Calderoni, Venuti e Mancosu, che sono andati a divellere letteralmente, e anche quelli dell'Ascoli, dare una mano per consentire all'ambulanza di entrare in campo. Sicuramente è meno preoccupato, nonostante Taxidis stia giustamente cercando di sciogliere la paura rispetto al primissimo momento in cui Scavone è andato giù. Sì, eccoci tornati in studio. Dovevamo avere un collegamento con Giuseppe Andriani del Corriere dello Sport, probabilmente la regia sta predisponendo il collegamento. Comunque buone notizie per quanto riguarda Scavone, il ragazzo è stato dimesso dall'ospedale, nessuna conseguenza per fortuna, però avete visto tutti la partita è stata sospesa proprio perché nel verificarsi di questi fatti il regolamento, la norma dice che i giocatori non sono nelle condizioni di continuare proprio perché in apprensione per le sorti del compagno di squadra. Non so se si verificano fatti del genere di sospensione dovuta ad incidenti nel basket o nella pallavolo, Giuseppe. Per fortuna non ho mai assistito a una cosa del genere. Non mai visto. Anche perché scontri di testa nel basket non... Può succedere, ma... sono molto rari. Da voi praticamente no, perché non avete lo scontro possono fisico. capitare, però è raro che si sospenda proprio la partita. Cioè, ho avuto una compagna a cui hanno spaccato il naso con un bagger. Addirittura? Sì, scontro, sangue. Ma cioè una schiacciata in faccia? No, una mia compagna è andata a recuperare un pallone, ha fatto bagger e il bagger è terminato sul naso dell'altra compagna. È uscito sangue, lei si è rotta proprio il naso, però non è stata ovviamente interrotta la partita. Anche nel basket per rottura di naso. Ok, una volta l'ho rotto, quindi. Abbiamo in collegamento proprio Giuseppe Andriani del Corriere dello Sport. Benvenuto Giuseppe. Pronto? Pronto Giuseppe? Non lo sento. Io non sento Giuseppe Andriani, vediamo se la regia mi dà qualche segnale, se no andiamo avanti con la Serie C. Pronto Giuseppe? No, Giuseppe non c'è. Allora andiamo avanti con la Serie C perché c'è stato un brutto pareggio del Catania contro la Vibonese a Vibo Valencia, deludente il pareggio per la squadra rosso-azzurra, però nonostante questo i malumori del pubblico, lo Monaco, il direttore generale ha confermato mister Sottil. Adesso la rincorsa alla Juve Stabia si fa sempre più difficile perché i campani hanno vinto e ancora sono praticamente a più 12 dagli Etnei e a più 9 da Altrapani, che è praticamente la squadra che è più continua della squadra rosso-azzurra. Sicura Leonzio e Siracusa sempre in corsa alla ricerca di una posizione tranquilla per evitare la griglia dei play-out. Dovremmo avere in collegamento
se non Giuseppe Andriani, Vito Capizzo di un sito trapanese, Qui TV se non ricordo male. Io nell'attesa guarderei i risultati e classifica di Serie C, così per avere un quadro del torneo, con Trapani Monopoli 4-2, appunto la vittoria dei trapanesi Granata contro il Monopoli 4-2, Regina Catanzaro 3-4, altro risultato roboante nel derby, Leonzio Cavese 2-3, Vibonese Catania 0-0, Viterbese Siracusa 2-0, Casertana Francavilla 1-0, Paganese Potenza 3-4, Rende Juve Stabia 0-1, inarrestabile la squadra del nostro ex Bruno Visente. Rinviata a Matera Bisceglie per i noti problemi societari della squadra lucana. Vediamo la classifica, riposato il Rieti. Classifica appunto che vede la Juve Stabia 56 punti in vetta, Trapani 47, Catania e Catanzaro 44, Casertana 35, il Monopoli e Vibonese 34, Regina 33, Rende 31, Potenza 30, Francavilla 27, Cavese 26, Leonzio 24, Viterbese 22, Siracusa 19, Rieti 18, Bisceglie 15, Paganese 9, Matera meno 16 per via della penalità inflitta dalla Lega, il meno 26 dolorosissimo per la società lucana, che comunque è in cattive acque societarie. Comunque del torneo di Serie C di Lega Pro ce ne parla Vito Capizzo, perché è in collegamento. Benvenuto Vito. Tutti. Ciao Vito, allora intanto volevo aggiornamenti per quanto riguarda questo Trapani. Tu ti occupi in particolar modo del Trapani, non solo del girone C di Lega Pro, una squadra che è all'inseguimento della Juve Stabia, bellissima la vittoria contro il Monopoli, però ci sono anche dei problemi societari in itinere perché c'era un acquirente potenziale. Parliamo. Sì, la situazione è abbastanza delicata dal punto di vista societario, ma per quanto riguarda la classifica, nonostante ciò, nonostante questi problemi societari, i ragazzi, comunque i giocatori, anche il mister, sembrano quasi aver fatto gruppo, aver fatto un bel gruppo attorno a loro stessi, e quindi non sembrano sentire le voci che provengono da fuori. È arrivata la vittoria col Monopoli fondamentale, perché erano partiti male, il Monopoli partiva forte, giocava forte, pressava a tutto campo, tant'è che Scienza già l'aveva detto, il mister del Monopoli aveva detto che sarebbe stata una partita all'arrembaggio dei suoi, e nei primi 10 minuti così è stato. Poi il Trapani ha trovato il primo gol e sembra essersi sbloccato, poi ne ha fatti 3, insomma la partita è andata bene, anche se dal punto di vista della classifica questo secondo posto fa comunque grandissimo piacere sia per la piazza che per i tifosi, ma la Juve Stabia sembra davvero una corazzata, non dico imbattibile ma quasi. Stavo rivedendo i numeri della classifica, davvero subire così pochi gol, ne ha presi soltanto 9 la Juve Stabia, è difficile davvero segnarle, e se poi consideriamo che è stata l'unica squadra che ha fatto punti in casa nostra, cioè ci ha battuto in casa nostra al 92esimo, ha battuto il Trapani 2-1 in rimonta, davvero sembra difficile. Dal punto di vista societario invece, per quanto riguarda il punto di vista societario, lì è una situazione abbastanza delicata, come dicevo. Heller, che è il finanziere romano, che sembra davvero interessato ad acquistare il Trapani, nonostante la conferenza del 21 gennaio nella quale egli stesso era venuto a Trapani per dire che comunque la trattativa era quasi in una fase di stallo. Ieri il Trapani ha fatto un comunicato stampa nella quale ribadiva che comunque questa offerta ufficialmente non è pervenuta e che comunque aspettano davvero un'offerta seria per acquisire appunto la società, perché al 90% da quelle che sono, al 99% anzi oserei dire, da quelle che sono le conferme ufficiali, le comunicazioni ufficiali, il presidente Morace sembra davvero agli ultimi 6 mesi di gestione del Trapani Calcio, ecco. Heller dunque non concreto, diciamo, perché se... Esatto. Da quello che diceva lui e da quello che ha detto lui nella conferenza del 21 gennaio proprio nella quale è venuto a Trapani, sembrava che la cosa stesse quasi per svoltare, c'eravamo quasi, diciamo, anche se lui stesso aveva confermato che la trattativa era, diciamo così, in fase di stallo. Il comunicato di ieri del Trapani, diciamo che ristabilisce un po' le distanze, perché allontana un po' più Heller da quello che è l'acquisire del Trapani Calcio, ecco.
Ad Agrigento ne sappiamo qualcosa, Vito, perché di potenziali acquirenti, te ne parlavo prima al telefono, ne abbiamo avuti tanti, ma poi nel concreto nessuno si è fatto avanti, vuoi per problemi finanziari, vuoi per problemi di altro genere, addirittura di un embargo degli Stati Uniti che ha proibito a imprenditori iraniani di trasferire capitali in Italia, per cui una serie di coincidenze negative per l'Acragas che l'hanno portata praticamente diciamo, sì, siamo spariti dal panorama calcistico nazionale, però adesso siamo ripartiti dal campionato di promozione con tante buone ambizioni. Io ti ringrazio, Vito, per il tuo intervento. Ovviamente auguriamo a tutte le squadre siciliane, non solo al Trapani, di raggiungere gli obiettivi prefissi e a risentirci alla prossima volta. Speriamo, e grazie a voi per l'invito. Ciao a tutti. Ciao Vito, grazie. Ciao. Allora, subito Serie D, scivoliamo verso il torneo interregionale con due servizi. Turris Bari, il Bari è stato sconfitto clamorosamente dalla Turris 1-0, la diretta inseguitrice dei pugliesi, e poi Gela Troina a seguire. La partita più attesa, quella in cui il Bari avrebbe dovuto e potuto imporre la sua superiorità tecnica, finisce con la vittoria della Turris per 1-0. Mister Cornacchini torna alla difesa con 3 over, schierando Mattera e Quagliata terzini. A centrocampo la scelta ricade sull'Angella e Bolzoni. Il tecnico dei biancorossi riconferma Liguori, che con Floriano e Brienza compone il terzetto alle spalle di Simeri. Il primo quarto d'ora tra Turris e Bari ha tutto il sapore del big match. Dopo solo 90 secondi i padroni di casa sfiorano il gol con Guarracino, che a tu per tu con Marfella viene ipnotizzato dall'estremo difensore biancorosso. Al nono è calcio di punizione per il Bari, batte Floriano, Bolzoni non ci arriva e la palla arriva a Di Cesare che calcia sul primo palo. Casolaro respinge e salva la Turris dallo svantaggio. Al 16° è ancora il Bari ad avere la grandissima occasione dell'1-0. Il sinistro magico di Brienza dal limite si stampa sulla parte bassa della traversa e Simeri sulla ribattuta da 2 passi coglie l'esterno della rete. Il primo tempo termina sullo 0-0, una prima frazione vivace in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Il fischio di Di Marco apre il secondo tempo. Al 48° Simeri controlla benissimo un bel lancio di Mattera, ma l'uscita di Casolare ferma l'attaccante biancorosso. La Turris non ha nessuna intenzione di lasciare spazio al Bari e si rende pericolosa con Vacca, che colpisce di testa una punizione battuta da Celiento. Marfella dice di no. Al 53° mister Cornacchini effettua un doppio cambio, escono Liguori e Floriano, entrano Piovanello e Neglia. Ed è al 60° che cambia tutto. Calcio di punizione per i campani e la battuta va Celiento. La sua traiettoria è deviata dalla barriera, chiama all'uscita Marfella che anticipa Vacca. Sul pallone vagante arriva prima di tutti Riccio che col mancino insacca a porta sguarnita. 1-0 per i padroni di casa. Al 75° il tecnico dei pugliesi va all-in, fuori Bolzoni, al suo posto Iadaresta. 2 minuti più tardi la Turris divora il 2-0. Marfella regala palla a Celiento che dribbla Mattera, ma l'attaccante non inquadra la porta. All'83° sinistro di Pozzebon che sbaglia. Nel finale fuori un esausto Brienza, dentro Amlili. Al 92° è Pozzebon a divorarsi la grandissima occasione per il pari. Lancio lungo di Mattera, sponda di Iadaresta per il 99 dei biancorossi che tutto solo colpisce debolmente di testa. L'arbitro manda tutti sotto la doccia e il Bari deve arrendersi all'amara sconfitta, la seconda di fila fuori casa. La Turris, che mercoledì contro il Rotonda avrà l'occasione di portarsi a -6, non ha alcuna intenzione di mollare. Secondo me se finiva in parità non diceva niente nessuno, gli episodi ti hanno condannato e adesso devi ripartire senza nessun problema, però con la consapevolezza che se non ci metti quel qualcosina di più, ma non a livello di tecnica o a livello di giocate, qui è proprio una questione di palle. Campi in erba sintetica e la Lega concede questo. Noi vogliamo giocare dove vuole lui, nel suo giardino, nel suo orticello, noi andiamo lo stesso, perché uno che ha una rosa del genere, una società del genere, non si può lamentare, perché se noi allenatori, la prima cosa abbiamo questa abitudine di lamentarci sempre, non mi sono mai lamentato, quando ho vinto, quando ho perso, mai. Dopo appena un minuto, subito Gela vicino al gol, c'è il taglio di Ragosta per Sowe che arriva in velocità ma in ritardo con il destro e la palla finisce altissima.
Il break del Troina arriva al 9° minuto. Adeyemo penetra con facilità dalla sinistra in area di rigore. Si salva il portiere Castaldo con il piede in calcio d'angolo. Il gioco è sempre molto spezzettato, i ritmi sono molto lenti. Al 30° sul cross di Modombo in spaccata Musso fallisce un gol facilissimo a 2 passi dal portiere Castaldo. La replica del Gela arriva dopo appena 60 secondi. Sower recupera una bella palla sulla tre quarti, apre per Ragosta, sul secondo palo arriva leggermente in ritardo l'attaccante Dieme. L'avarissimo primo tempo finisce al 45° con un contropiede di Modombo alto e con il contropiede susseguente del Gela con il taglio di Ragosta ancora per Sowe, che salta anche il portiere Polizzi. Sulla linea si immola Ruano ed evita l'1-0. Nella ripresa la partita si accende dopo appena 40 secondi, ancora Sowe potrebbe mandare in gol Ragosta, ma arriva lungo sul secondo palo l'attaccante del Gela. Al 10° passa in vantaggio il Troina, un pallone che sembra innocuo in area di rigore, Sidibe di testa con un pallonetto beffa il portiere del Gela Castaldo per lo 0-1. La gioia dei rossoblu ospiti dura però appena 4 minuti, perché al 14° della ripresa il Gela trova il pari. Sulla conclusione di Ragosta il portiere Polizzi non trattiene, arriva Sowe per l'1-1 e a quel punto accade qualcosa di inverosimile. Modombo rimprovera Polizzi, forse per la sua leggerezza, e il portiere risponde prendendo a cazzotti il compagno di squadra. Entrambi finiscono negli spogliatoi. Troina in 9. Il Gela però non ne approfitta, anzi continua a lasciare 5 difensori contro il solo attaccante Musso e non creare praticamente nulla. Anzi, al 24° potrebbe addirittura passare in vantaggio il Troina proprio con Musso con i piedi. Castaldo evita la beffa. Al 25° della ripresa Ragosta prova ancora a inventare. Serenari, che era entrato al posto dell'espulso Polizzi, riesce a ribattere. Il tap-in di Sowe non è vincente. Sebbene in 9 il Troina si difende con molto ordine, il Gela veramente non è in giornata. L'ultima occasione arriva al 95° con il neoentrato Costarelli, la cui girata viene deviata in angolo dal portiere Serenari. Poi solo fischi meritati per la formazione bianco-azzurra. Troina in 9 che agguanta un pareggio insperato a Gela allenata da Totò Broccoleri, vecchia conoscenza del calcio agrigentino, per una classifica. Abbiamo il risultato di classifica del girone I di Serie D. Ovviamente il Bari è stato sconfitto dalla Turris, che ha una gara in meno da recuperare, dunque potenzialmente la squadra campana potrebbe arrivare a meno 6 dal Bari. Vediamo la classifica i risultati: Castrovilla di Rotonda 0-1, Città di Messina Roccella 0-0, così come Gia Virtus Portici, Locri San Cataldese 2-2, Marsala Cittanovese 2-1, Palmese Nocerina 1-1, Turris Bari 1-0, Acireale Messina 1-0, Gela Troina 1-1. Vediamola finalmente la classifica della 22esima giornata, con il Bari a 52 punti, vedete la Turris a 43, ma con una gara in meno da recuperare contro l'ultima in classifica del Rotonda, che potenzialmente a 46 punti, a meno 6 dai pugliesi. Poi la prima siciliana, il Marsala a 36 punti, altra siciliana la Ciriale a 33, Gela 32, Troina 30, San Cataldese 24, Città di Messina 23, Messina 21 e Gia Virtus 15, chiude come dicevamo il Rotonda a 13 punti. Problemi societari anche per il Messina, a quanto pare ci sarebbero delle dimissioni a fine stagione da parte del presidente, abbiamo letto oggi sui vari siti messinesi. Io devo fare un piccolo passo indietro ora, perché c'è la classifica di basket, ecco, che stavamo vedendo. Vediamo i risultati: Virtus Roma Latina 81-76, Capodorlando Legnano 88-79, Tortona Trapani 89-82, ecco il risultato della Fortitudo 83-92, sconfitta contro Bergamo. Poi Treviglio Biella 80-81, Scafati Leonise Roma 108-91,
82, Siena-Cassino, prossimo avversario della Fortitudo, 67-65. Per una classifica che vede Roma in vetta con 30 punti, Rieti 28, Bergamo 26, Latina e Capodorlando 24, Agrigento 22 punti insieme a Casale Monferrato, Treviglio e Biella. Poi altre siciliane, il Trapani a 18 punti, chiude Cassino a 4 punti, però come dicevi Giuseppe, temibile squadra. È una squadra rognosa, cioè, non ti regala niente. Vai lì, loro ti fanno la guerra. Rivediamo un attimo la classifica, sì, perché volevo commentare con Giuseppe quale di queste formazioni ti ha deluso fino a questo momento, Giuseppe. Ma sicuramente Tortona aveva fatto una squadra per essere in prima fascia della classifica. Roster importante, ha fatto anche dei innesti importanti, ora sta risalendo ma è sempre lì, cioè, ora sì è più attaccata rispetto alle squadre sopra, però cioè, con la squadra che ha doveva stare su. Invece le siciliane, Trapani e Capodorlando? Trapani, sì, ma siamo tutti attaccati comunque, se tu guardi a 4 punti non sono niente, cioè Trapani a 4 punti da noi, Capodorlando sta facendo bene, credo, cioè a 2 punti più da noi, quindi... Obiettivo playoff comunque per la Fortitudo? Prima è la salvezza, poi se arriviamo ai playoff... L'obiettivo di Cato è la salvezza, ovviamente la squadra è stata costruita per la salvezza, però quello che viene di buono è tutto di guadagnato. Certo. Se andiamo ai playoff è una cosa positiva. Benissimo, torniamo subito a calcio perché siamo in chiusura. Prima categoria, risultati e classifica del torneo di prima categoria con l'Empedoclina che ha praticamente pareggiato ad Aragona 1-1, poi Leonfortese Master Pro 0-1, Armerina Raffadali 2-1, Cittadini Cosiera Vanosa 0-1, Caltanissetta Gira 1-0, Gemini Branciforti 4-2, Villarosa Nissa 2-1. La classifica è molto corta, soprattutto in vetta, perché l'Armerina ha 39 punti, Empedoclina 37, ma domenica prossima c'è proprio il big match Empedoclina-Armerina, un incontro da non perdere a Porto Empedocle tra le prime due squadre che sicuramente seguiremo, ma attenzione anche alla Master Pro con 36 punti di San Cataldo, Raffadali 28 insieme con la Leonfortese, altre agrigentine 23 punti per Aragona, 21 per Ravanusa, 15 Gemini e basta, altre siciliane, altre agrigentine, pardon, non ne vedo, chiude la Nissa a 11 punti. Chiudiamo con la pallamano, ci sono delle immagini a corredo di Albatro Siracusa, pallamano Girgenti, finale di Coppa Sicilia, pallamano Girgenti sconfitta in finale dai Aretusei per 38-24, ma ottimo piazzamento per la squadra di Lillo Gelo, anche perché mancavano due innesti importanti, Giuseppe De Caro e Andrei Podariu, che alla fine si sono rivelate due assenze pesanti per la squadra, che comunque ha ben figurato. Domenica prossima, sabato prossimo, riprenderanno i tornei regolari, dunque forza pallamano Girgenti. Sono fermi invece i tornei di calcio a 5 per quanto riguarda l'Acragas Futsal. Io ho terminato la mia scaletta, non mi resta che ringraziare gli ospiti, Giuseppe Cuffaro della Fortitudo Agrigento, grazie Giuseppe per essere tornato da tutto campo, grazie ad Ambra Composto della SEP Aragona, appuntamento ovviamente con i tifosi, lo vogliamo dire Ambra, dillo tu stesso. L'appuntamento dei tifosi è tra 2 settimane, il 16 se non sbaglio, sabato 16 alle 6, alle 18 come sempre, al Pala Nicosia d'Agrigento per questo partitone contro la prima in classifica. Ovviamente la partita probabilmente, come dice Giuseppe, è più importante della stagione. L'appuntamento è per lunedì prossimo ovviamente, grazie a tutti per averci seguito fino a questo punto e arrivederci.